Ben ritrovati al nostro consueto approfondimento, quest'oggi dedicato ai temi della finanza, una prima parte dedicata al taglio dei tassi e all'impatto sui mercati, una seconda parte che trascorreremo insieme invece dedicata alle successioni ereditarie. In studio con me il mio ospite, ve lo presento subito, è tornato a trovarci Mauro Schileo, consulente patrimoniale. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno. Allora, partiamo dall'attualità come sempre, perché esattamente una settimana fa, il 6 giugno, la BCE ha tagliato i tassi. È stata una manovra tanto attesa, il primo taglio dal 2019, quindi insomma sono passati un po' di anni dall'ultima volta ed è stata una piccola boccata d'ossigeno, anche se non si è trattato, lo dobbiamo dire, di una riduzione colossale come era stato previsto, una sforbiciata di 25 punti base. Ci aiuta a capire che cosa significa? Allora, il taglio di 25 punti base significa un quarto di punto, cioè lo 0,25%. Questo taglio di tassi è stato una mini riduzione fatta più per accontentare i mercati, per essere accomodanti verso i mercati. Quello che ha forse più messo in difficoltà l'economia, la finanza e i mercati è stata la mancata linea guida sulla politica futura di taglio dei tassi, perché tutti ci aspettavamo lo 0,25 di tasso, tant'è che nella puntata precedente lo avevamo previsto. L'avevo previsto, ma era abbastanza intuibile, insomma non era difficile capirlo. E il focus era sul, ok, non è tanto questo l'aspetto, l'evento che fa muovere le cose, ma il come vorranno far scendere i tassi successivamente. E le dichiarazioni sono state, non prendiamo una linea guida, quindi non abbiamo chiaro come muoverci, perché in questo momento i salari in Europa sono saliti, il rischio di inflazione c'è, lo 0,25 di riduzione potrebbe portare ad un aumento dell'inflazione e quindi al momento fanno fatica la BCE a prendere una decisione chiara, lineare, insomma una linea precisa. Questo ha fatto reagire i mercati in negativo perché nello scenario incerto i mercati prezzano sempre l'ipotesi peggiore. Quindi di fatto, nonostante ci sia stato un taglio dei tassi, la mancata linea guida futura ha generato segni meno. Okay? Ecco, prego, scusi. Questo si riflette sui titoli di Stato, per esempio, che insomma fino a ieri erano convenienti da comprare, oggi sono addirittura un po' più convenienti da comprare viste le ultime dichiarazioni di BCE. Sappiamo che taglierà, sappiamo che arriverà a fare riduzioni, quando questo ancora non lo sappiamo. Si sperava desse una linea guida precisa e quindi da qui a fine anno ci fossero ulteriori tagli. Io personalmente dubito che da qui a fine anno vedremo altri tagli di tassi. Ecco, poi ci addentreremo, approfondiremo appunto anche quali possono essere gli scenari futuri. Mi interessava capire come si muove come prima cosa un consulente come lei, un consulente patrimoniale, alla luce di queste manovre che erano appunto attese ma che forse non hanno dato l'esito sperato. Ma allora, come muovo? Intanto contattando i clienti, parlando con le persone che mi hanno affidato un patrimonio, andandogli a spiegare la situazione, spiegando cosa è opportuno fare, cosa non è opportuno fare. In alcuni casi non c'è nemmeno nulla da dire perché i portafogli sono già impostati in maniera corretta. In questo caso, faccio un esempio, chi ha nuova liquidità da investire in questo momento, assolutamente in base ai profili di rischio eccetera, è un buon momento per andare a cogliere opportunità di mercato. Quindi inserire in portafoglio eventuali prodotti finanziari che possano portare con rischio contenuto buon rendimento. Faccio una piccola parentesi. Mi fa sorridere quando le persone mi dicono ho guadagnato bene da un'altra parte, come se il rendimento fosse l'unico aspetto da considerare in una valutazione di un portafoglio. Se ho guadagnato il 10%, dico 10 per fare un esempio, con un titolo di Stato o il 10% avendo comprato Bitcoin che sono estremamente rischiosi, non è lo stesso 10%, quindi il rendimento non è l'unico aspetto da vedere. Se ho guadagnato bene da un'altra parte, sì, ma ho assunto molto rischio per portare a casa quel rendimento, probabilmente non è stato così premiante quel rendimento. Se ho assunto poco rischio e ho guadagnato bene, allora quello è un ottimo rendimento. Quindi il X% non è un numero sufficiente, non è un dato sufficiente per valutare se c'è stata una buona gestione. Okay. Ho visto casi di clienti che hanno guadagnato prendendo rischi molto elevati. Se si fosse verificato l'evento avverso avrebbero perso una montagna di soldi e quindi dico sì, avete guadagnato tanto così ma rischiando tanto così. Non è positivo. Questo per dire che cosa? Che in questi momenti di mercato, quando ci sono degli scossoni, è qua che si vede se il consulente ha impostato correttamente un portafogli. E poi c'è la manutenzione costante, che è quello che serve proprio ad evitare i rischi.
Cosa direbbe a chi in questo momento è scontento del proprio portafoglio, del rendimento che sta avendo? Ma quello che dico tutte le volte, di chiamarmi, perché lo dico ridendo, ma il concetto è facile. Chi è scontento della propria banca? Beh, non è mica sposato. Chi è scontento del proprio consulente? Chi è scontento del livello di costo, di servizio? Che alzi il telefono, che mi chiami. Siamo estremamente sul pezzo, siamo molto ferrati in materia, sappiamo fare poche cose ma le facciamo bene. Punto. Questo è il concetto. Io voglio fare un confronto tra la gestione attuale e quella che potrei dare, insomma, io con il mio staff, con i miei collaboratori, insomma, e capire qual è la differenza. La maggior parte delle volte, dopo i confronti, le persone decidono di affidarci un patrimonio. Perché? Non perché siamo dei fenomeni, voglio dire, noi sappiamo fare quello che sappiamo fare, ma vedo che il livello di servizio da parte della concorrenza spesso e volentieri è particolarmente basso e questo mi dispiace anche. E vedo persone molto arrabbiate, non tanto per le performance, ma per i costi e il livello di servizio, incredibilmente. Non va così male nei portafogli, ma la gente non si sente seguita e i costi sono molto alti. Giustamente io da cliente finale penso che se devo pagare caro un servizio che non ho, indipendentemente dal risultato sono scontento, anche se le cose poi vanno bene. E questo è quello che succede. Però questo è un settore particolarmente lento nel muoversi perché le persone non escono il sabato sera parlando di soldi, dicendo ma la mia banca è così, il mio livello di servizio... Cioè, la gente vuole pensarci poco, parliamoci chiaro, cioè, si vive molto bene anche senza pensare al denaro tutto il giorno. Quindi, questo è un settore dove anche chi è scontento fa fatica ad alzare il telefono o ad andare da un consulente e muoversi. Il motivo per cui faccio questo tipo di show televisivi è esattamente questo, di portare le persone a muoversi, a essere proattivi e a cercare una soluzione o almeno un confronto che possa essere positivo per loro. Spesso e volentieri ho scoperto che riusciamo a ridurre i costi, aumentare il livello di servizio e aumentare i rendimenti. E poi alla fine della fiera mi ringraziano. Quindi lo scalino iniziale è la parte più difficile. Perché, le stavo per chiedere proprio questo, perché le persone fanno un po' fatica, ecco, a parlare dei propri risparmi, quando sono scontenti magari di come stanno andando i propri investimenti, fanno fatica a parlarne, a cercare una soluzione alternativa? È molto molto facile la risposta perché non è di taglio finanziario la risposta, è di taglio umano. Io sento gente, persone, famiglie scontente, ma che ha un buon livello di rapporto col proprio consulente e ci sta. C'è un legame di fiducia, cioè prendo me come consulente. La gente mi racconta i propri aspetti personali, la loro vita, io li conosco con nome e cognome, il nome dei figli, dove vanno a scuola, cosa fanno, il lavoro, i rapporti tra parenti, cioè sei di famiglia. Si entra nella famiglia. Sei di famiglia, al di là dell'1% in più, l'1% in meno, non è solo così, altrimenti domani esce il conto Pinco Pallino che rende l'1% in più e tutto il mercato deve andare lì, poi esce quell'altro con lo 0, e allora tutti lì. Non funziona così. Intanto c'è un po' di resistenza al cambiamento che è normale in tutti, c'è un po' di abitudine e soprattutto ci sono i rapporti di fiducia. Allora, va bene, io capisco anche che i consulenti non sono perfetti e il mercato non è perfetto e un po' di tolleranza ci vuole, però se dopo 5 anni, 10 anni non vedo risultati, allora io posso volere molto bene a quel professionista, a quella banca, a quel consulente, però insomma, a un certo punto uno una decisione la deve prendere di modificare. Allora magari non serve scappare via, ma fare un confronto, avere un professionista col quale capire cosa posso andare a migliorare, questo sicuramente sì. Se è evidente la differenza, è possibile insomma, fare un passaggio migliorativo. Penso che per qualche euro di differenza o qualche piccolo punto percentuale nessuno cambia dalla mattina alla sera, questo è un po' il concetto base. Mi immagino poi che molte persone si chiedano ma quanto mi costa un consulente? Questa è una domanda veramente difficile da rispondere perché va in base all'entità di patrimonio, al tipo di portafoglio, cioè qua è come dire vorrei comprare un'auto, quanto mi costa? Dipende che auto devi comprare, cioè domanda irrispondibile così su due piedi, dovrei avere degli esempi pratici, dovrei tarare uno per uno, è come quando si va dal medico, non ho la ricetta per tutti, ho quella
per te, dipende. A questa domanda non so rispondere così. Ecco, poi torniamo a parlare di famiglia, perché insomma parleremo di successioni ereditarie, ma tornando a parlare invece di attualità e tornando al taglio dei tassi della settimana scorsa. Alice, comunque indipendentemente da questo il consulente è un costo che si autorisolve, perché voglio dire, un consulente capace è in grado di generare protezione sul patrimonio e rendimento sul patrimonio, quindi di fatto comunque si ripaga, è come il commercialista, cioè, voglio dire, sono quei professionisti che si autoripagano. No, gliel'ho chiesto perché molte persone pensano che avere un consulente sia una questione un po' da persone abbienti, e quindi ecco, gliel'ho chiesto per questo. Dipende da quanto comporta l'impegno. Un cliente che insomma ha un patrimonio consistente avrà necessità diverse da un cliente che ha un patrimonio più piccolo. La quantità di tempo, l'impegno, eccetera, sono diversi. Ovviamente i clienti grandi normalmente hanno anche scontistiche un po' più elevate rispetto ai clienti piccoli, perché insomma richiedono esigenze diverse, tutti vogliamo i buoni clienti, quindi si tende a scontare. Queste sono le verità. In tutte le banche funziona così dappertutto, quindi da capire poi in base a... Certo, le persone comunque possono informarsi chiamandolo al numero che insomma è sempre visibile durante la trasmissione. Assolutamente. Tornando all'attualità, il taglio dello 0,25%, secondo lei è una decisione opportuna, coerente con la situazione attuale, è un taglio di comodo, è sufficiente? Ci aiuta un po' a capire. È evidentemente una decisione accomodante, perché è fare qualcosa senza aver veramente fatto niente. O meglio, lo 0,25 non è un taglio che impatta i mercati o che crea una differenza, perché una persona che ha un mutuo e paga il 4,75 di tasso, oggi pagherà il 4,50. Quanto risparmierà? Qualche decina di euro sul mutuo? Poca roba, poca sostanza. La BCE può dire: noi il taglio l'abbiamo fatto, in realtà è un traghettare il problema e rimanere alla finestra, attendere l'evolversi degli eventi per prendere vere decisioni che impattino il mercato. Tant'è che la politica successiva di scelta, di movimento dei tassi, ancora non l'hanno decisa e ancora non l'hanno dichiarata. Quindi anzi, evidentemente hanno fatto un piccolo gesto e hanno detto: ci fermiamo qui e rimaniamo alla finestra per capire che cosa succede. Io sono sufficientemente contrario a questo tipo di politiche da parte di un leader della banca centrale. Voglio dire, secondo me dare una direzione marcata ai mercati potrebbe essere d'aiuto non solo all'economia, alla finanza, alle banche, cioè in generale all'industria, un po' a tutti. Questa politica tentennante di rimanere alla finestra ad attendere gli eventi non cavalca il mercato, ma lo fa subire un po' a tutti, tant'è che questo è quello che è successo. Quindi lei avrebbe tagliato di più? Io probabilmente non avrei nemmeno tagliato. Se non ci sono elementi per valutare un taglio, aspettiamo, ma devo essere chiaro nel comunicare. Io in generale sono uno molto trasparente, molto lineare nel comunicare le cose. Voglio che chi mi ascolta sappia bene cosa succede e cosa succederà. Non è quello che succede con la BCE e infatti genera molta incertezza al mercato. Credo che la certezza al mercato, anche nelle notizie negative, sia meglio di un'incertezza. È un taglio, secondo lei, è arrivato troppo tardi, troppo presto? Abbiamo detto insomma più volte che è stato molto atteso, era dal 2019 che la BCE non tagliava i tassi. Allora, quindi... la Banca Centrale Europea vuole tagliare i tassi dal momento in cui si raggiunge l'inflazione del 2% stabile. Stabile è la parola chiave. Oggi siamo al 2,4, hanno fatto un piccolo taglio dei tassi allo 0,25, ma non è stabile, il rischio è che l'inflazione torni a salire. Se torna a salire, che fanno? Quindi, per non fare autogol, attendono a fare ulteriori tagli sui tassi, e questo è il concetto chiave. Io credo che se non è stabile il dato sull'inflazione, forse era opportuno attendere ulteriormente o addirittura inasprire questi tassi. Non lo so, sarà da capire. BCE ha fatto le proprie valutazioni, ha preso le proprie decisioni, io ne prendo atto e con quello che ho a disposizione farò. O meglio, adesso che cosa si può fare? Per esempio, i titoli di Stato sono scesi non tanto per il taglio dello 0,25, ma per la previsione di mancati tagli futuri. E questo rende i titoli di Stato ancora un'ottima opportunità di investimento, secondo me. Ci sono altri aspetti, come i mercati emergenti, che a fronte di un potenziale taglio futuro
si dice che reagiranno particolarmente bene, quindi ancora sono validi da comprare? Secondo me sì. Ci sono diversi aspetti al mercato dove, senza prendere grandi rischi, ancora offrono buone opportunità. Tornando sul dato dell'inflazione, il rischio è che riprenda e quindi questo taglio così esiguo, comunque non così di rilievo, è stato fatto proprio per la paura, il timore che l'inflazione possa tornare a risalire. Sì, non è solo l'inflazione, sono anche i dati sugli stipendi, i salari che sono comunque in aumento, ci sono una serie di dati. Ne stiamo citando uno che è l'inflazione, non è solo quello, ci sono diversi dati che danno, la BCE non valuta un unico aspetto, valuta una pluralità di dati e questo insomma è evidente, ci siamo concentrati su uno, però ci sono diversi aspetti che potrebbero incidere sull'aumento dell'inflazione. Le incognite insomma sono molte, Sì. ma a distanza di una settimana da questo taglio che cosa è successo? È cambiato qualcosa per i cittadini, per le famiglie, per le imprese? Oppure questo 0,25% non ha avuto un rilievo così importante? È un piccolo taglio e ci sono piccole riduzioni, quindi gli interessi sui finanziamenti, i mutui e le sovvenzioni in generale sono leggermente ridotti, di poca roba. In realtà è più diventato vantaggioso il mercato perché essendo sceso oggi è più conveniente da comprare, quindi voglio dire forse si è generata più un'opportunità che un problema risolto. Questo è più quello che vedo io. Da consulente che cosa consiglia? Cioè come consiglia di muoversi in questo momento comunque di incertezza, come strutturare un portafoglio? Ci ha già detto che insomma un'opportunità buona viene dai titoli di Stato, che cosa ci può raccontare? Assolutamente, sono dell'avviso che bisogna essere intermediati da un professionista. Il fai da te in questo momento secondo me è particolarmente pericoloso. Sento parlare di un sacco di cose, clienti che mi chiamano chiedendomi titoli particolari, persone che mi chiamano volendo comprare valuta vietnamita, cose particolari perché hanno paura del crollo, perché hanno paura di questo. Sento un sacco di fantafinanza, poi però che veramente tocca terra molto poca. Io consiglio fortemente di essere intermediati prima di entrare al mercato e di fare un'analisi di quello che può essere corretto, ecologico in quella famiglia, prima di andare e condividerlo con un professionista. Punto. È come per fare le diete o curarsi, prima di iniziare a prendere dei farmaci, senti un professionista, che è più opportuno. Quindi insomma il fai da te è sempre sconsigliato, anche quando si pensa di aver avuto un'idea geniale. È difficile che così possa essere. Io sono 16 anni che faccio il consulente, l'idea geniale finora non l'ho ancora mai vista, magari sarà il mio caso, però voglio dire insomma. Ecco, allora BTP consigliati, quindi uno strumento... In questo momento secondo me sono validi ancora da comprare. Ci spiega perché? Perché sono sensibili al taglio dei tassi, quindi che probabilmente avverrà, credo l'anno prossimo, secondo me, nel momento in cui l'inflazione sarà stabile, porteranno un buon beneficio di ripresa del valore del titolo, oltre al flusso cedolare, quindi alle cedole, agli interessi pagati sui conti, e quindi secondo me offrono un buon bilanciamento tra rischio e rendimento, rendono bene con poco rischio. Poi dipende dalle scadenze, più lunghi sono, più genererà resa, insomma, adesso non devo fare la lezione di finanza, ma insomma, secondo me i BTP sono ancora profittevoli. E dopo dipende dal grado di rischio che uno vuole affrontare. Parlo di BTP che è l'investimento più semplice con un minor grado di rischio e insomma, in questo momento redditizio sicuramente. E il mercato azionario invece come ha risentito di questo taglio dei tassi, anche in anticipo del taglio vero e proprio del 6 giugno? Ma si è leggermente contratto, è sceso un pochettino, poi di fatto oggi fa già qualche segno più, c'è stata un po' di contrazione, ma la mia domanda è più sulla crescita futura, quale sarà, perché più che guardare cosa è stato in finanza io sono interessato da quello che succederà domani. Secondo me c'è ancora spazio di crescita al mercato, anche se i valori sono sicuramente saliti rispetto a mesi fa, quando facevo accorati appelli all'entrare al mercato. Oggi chi mi ha ascoltato certamente beneficia di performance notevoli, i miei clienti hanno guadagnato, voglio dire, in questo periodo. Oggi ancora spazio di guadagnare,
capiremo quando sarà il momento di iniziare a rallentare, ecco, insomma, salvo che non arrivi qualche bella doccia fredda al mercato. Dubito, in questo momento non ci sono avvisaglie. Mercato obbligazionario invece? Il mercato obbligazionario in questo momento mi fa più paura. Perché? Per tutta la politica dei tassi e per quello che potrà succedere sul corso dei titoli, soprattutto quelli a scadenze brevi, medio termine. Oggi sono un po' allergico al mercato obbligazionario, sinceramente. Quindi non è uno strumento in questo momento? Genera in me qualche preoccupazione. Ecco. Conti deposito invece, li stiamo un po' analizzando tutti per capire la situazione attuale. Quella è una soluzione di brevissimo termine, di solito si gestisce la liquidità, il classico caso è il professionista che deve pagare le tasse e che non sa dove mettere quei soldi per qualche mese, fa i conti deposito, i pronti controtermine, strumenti di remunerazione della liquidità che ha già un nome e un'etichetta quel barattolo, ma non mi serve immediatamente, mi servirà tra pochissimo. Queste sono buone soluzioni. Non è propriamente uno strumento di investimento di lungo termine, come però molti intendono, perché così so quanto mi pagano e non ho pensieri. Ci sono altri strumenti che pagano molto di più su archi temporali adeguati, quindi sì, questo è il concetto. Spesso abbiamo parlato dei mercati asiatici e delle loro performance, in particolare del mercato azionario cinese. Cosa ci può dire su questo? Conferma un po', insomma, quello che ci eravamo detti nel corso delle scorse puntate? Sì, assolutamente sì, infatti chi ha comprato l'azione cinese e ha avuto la voglia di ascoltarmi, oggi sicuramente festeggia belle performance. Io personalmente un portafoglio ho ancora mercato cinese e sto decisamente festeggiando belle performance. Chi ancora secondo me c'è molto spazio di crescita, però bisogna comprendere che è un investimento di medio e lungo termine. Ci vuole tempo. Oggi si compra con una certa volatilità, cioè rischio a mercato, perché si potrà movimentare un bel po' quel mercato. La tendenza è di crescita con volatilità, quindi oggi chi compra secondo me deve comprare e tenere per un po' di tempo. Questa è la logica con la quale si affronta questo mercato. Se ci sono queste caratteristiche, oggi io invito le persone ad avvicinarsi a questo tipo di mercati, sicuramente è profittevole. Poco fa, sicuramente è un parolone, ma poco fa ha nominato i mercati emergenti. Che cosa intende e se ci può fare qualche esempio? Mercati emergenti sono tutti quei mercati che hanno una struttura particolare da economia emergente. La Cina, alcuni non la considerano nemmeno più un'economia emergente, ma già un'economia emersa. Oggi per esempio l'India, il Brasile, l'Australia, il Vietnam sono tutte economie emergenti, quindi con buon rischio ma anche buona probabilità di crescita. Sono economie molto più sensibili alle variazioni. Per un meccanismo un po' complicato che non sto a spiegare in questo momento, dal momento in cui l'America dovesse iniziare a tagliare i tassi di interesse, probabilmente i mercati emergenti prenderanno molta forza e saliranno con ottima probabilità. Ecco, lei ha parlato dell'America. E oggi l'America ha tassi alti, altissimi, siamo al 5,75. Ci aiuta a capire anche da questo punto di vista, è chiaramente un'economia completamente diversa dalla nostra. Ecco. Ma loro hanno un sistema completamente diverso dal nostro, perché di fatto l'obiettivo principale della Banca Centrale Europea è contenere l'inflazione al 2%. L'obiettivo principale della Fed, della Banca Centrale Americana, è avere piena occupazione. Due obiettivi diversi. In questo momento la Fed dice le cose da noi funzionano bene. Abbiamo i tassi al 5,75, cioè altissimi, un punto e rotti più dell'Europa, ma a noi va bene. Perché? Perché c'è piena occupazione, perché il tessuto industriale e imprenditoriale è forte. Loro hanno più problemi nel sistema bancario, che è più debole rispetto al nostro e che potrebbe vedere qualche fallimento di qualche banca. Sentivo anche qualche cliente preoccupatissimo dal fallimento delle banche americane, ma io credo che dal 2008 qualcosa abbiamo imparato. Oggi il sistema americano, nonostante abbia banche un po' più traballanti, ha chiaro cosa vuol dire un fallimento di una banca, le sta sostenendo e ha più bisogno di sostenere quel tipo di mercato piuttosto che l'imprenditoria. Da noi siamo esattamente al contrario, abbiamo banche, il sistema bancario è forte, il tessuto industriale sta crescendo, quindi dobbiamo evitare la recessione.
Prima di andare in pubblicità cerco un po' di interpretare quelle che possono essere le domande che arrivano da casa, e quindi una persona si chiede, io immagino, come faccio a portare a casa un buon rendimento ma con un basso rischio, perché insomma abbiamo detto più volte che questo è un aspetto che sicuramente le persone, le famiglie hanno bene in mente e tengono bene in considerazione. Questa è un'ottima domanda, io vorrei che me la facessero tutti i clienti. Chi mi chiama, che mi chieda come posso portare a casa buoni investimenti con basso rischio o con un rischio adeguato al mio profilo. Questa è la domanda, perché chi mi chiama puntando solo al non voglio rischi o voglio guadagnare parecchio, manca l'altro pezzo del ragionamento. Quindi bisogna mettere insieme i due dati: come posso portare a casa un rendimento correlato al rischio. Questa è la domanda. Allora, rispondo semplicemente facendo un'analisi di quali sono le esigenze di quella famiglia e strutturando un portafoglio in modo adeguato, intermediato da un professionista, senza dare consigli spicci di cosa comprare, perché non ho un patrimonio, una persona davanti. Ma questo è l'approccio corretto al quale io vorrei dare seguito e vorrei ricevere richieste così. Chi mi chiede soltanto, ma voglio il rendimento, ho capito, la mia risposta provocatoria di solito è: perfetto, quindi sei disposto a tollerare qualsiasi rischio, e lì vedo le facce cambiare. Perché non è voglio il rendimento e basta, voglio il rendimento controbilanciato da un rischio adeguato. Quello è il punto. Gli aspetti da considerare sono molti, no, per costruire il portafoglio, e lo si può capire soltanto dialogando e parlando con le persone che si rivolgono a lei. Ci vuole un professionista, è un lavoro impegnativo, soprattutto perché, voglio dire, le informazioni sono tante, bisogna capirle, bisogna recepirle e poi bisogna avere la capacità di stendere a terra, cioè andare dalle famiglie a spiegare come funziona, cosa vuol dire fare un investimento, come funziona, cioè la parte commerciale, anche se non è un lavoro commerciale perché non si vende niente, però tecnicamente si assimila molto alla parte commerciale, bisogna avere questa capacità di riportare. Anche questo è un aspetto molto importante. Conosco persone molto tecniche che però dal punto di vista commerciale non sanno riportare ai clienti, e le famiglie fanno fatica a fidarsi, perché a me, investitore finale, interessa poco sentire paroloni di finanza, mi interessa capire i concetti. Io credo che bisogna anche tradurre in parole molto semplici alle famiglie. Cioè, io da utente finale vorrei questo, credo che insomma è quello che cerco di fare al mercato. Si parte insomma dall'ascolto, è il primo passo. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, pochi istanti davvero, e poi torniamo a parlare di successioni ereditarie e quindi anche consigli pratici su come potersi tutelare. A tra poco. Rieccoci nuovamente in studio al nostro consueto approfondimento dedicato ai temi della finanza, una prima parte dedicata all'attualità e quindi al taglio dei tassi, e insomma una seconda parte dedicata alle famiglie, diciamo così, e il tema successorio. Prima di questo, insieme a Mauro Schileo, consulente patrimoniale, anche nelle scorse puntate, insomma, lei ci ha raccontato la necessità di trovare nuove figure professionali da inserire nel suo team. È ancora alla ricerca? Vorrei rispondere molto bene a questa domanda. Io non ho bisogno di figure professionali, io voglio trovare figure professionali. Non ho bisogno di crescere, io ho voglia di crescere, che è molto diverso. Vedo un mercato pieno di persone che hanno necessità di ricevere il tipo di consulenza che offro io, che offro il mio studio, i miei collaboratori. Faccio fatica a trovare persone giovani o anche meno giovani, insomma, preparate, interessate, volenterose di affrontare un lavoro, insomma, anche dinamico, che permette crescita. E quindi oggi vorrei fare un appello a chi ascolta che mi contatti, perché effettivamente ci sono posizioni aperte e siamo interessati a trovare collaboratori che abbiano voglia di essere formati, di crescere, di avere un lavoro stabile che insomma possa portare anche soddisfazioni economiche e non solo lavorative. Quali sono i requisiti che le persone insomma devono avere per poter rispondere a questo appello? Beh, io cerco una persona sveglia, capace, che abbia voglia di imparare, e magari che arrivi già da un percorso economico possibilmente per capire meglio la materia, ma anche no, se è il caso di partire, di formare un giovane da zero, e che abbia qualche skill, cioè qualche capacità commerciale, perché un minimo di capacità di presentarsi e spiegare le cose ci vuole. Tutta la formazione, la parte tecnica la si fa con me e col mio staff in sede, le cose man mano che vanno avanti insomma vengono spiegate,
e di fatto questo è un lavoro fantastico che piace molto ai giovani perché si lavora dal lunedì al venerdì e il weekend li permette di andarsi a divertire, e questo è un aspetto molto importante, ho notato, perché parlando con i miei clienti imprenditori spesso e volentieri fanno fatica a trovare persone che abbiano voglia di lavorare nei weekend. Per quel che riguarda l'aspetto economico, c'è un fisso, ci sono le provvigioni, insomma... Le stavo per chiedere proprio questo, quanto, proprio per ingolosire chi ci guarda, quanto si può guadagnare? Quelli bravi guadagnano bene. Faccio un esempio di un mio collaboratore, che insomma, ne ho più di qualcuno, che da inizio anno a oggi, e siamo a giugno, insomma, ha già guadagnato 40.000, 50.000 euro, insomma, persone che stanno guadagnando bene, ma perché di fatto sono decisamente molto capaci e molto ferrate e ci mettono effettivamente molto impegno. Questa è un'attività che non ha limiti sulla crescita. Lo sottolineiamo, la formazione è fondamentale, è un aspetto insomma imprescindibile, sì, e lei si occupa anche di questo, no? nel Ci suo vuole staff. Molto rispetto, cioè trattiamo una materia sensibile, dopo la salute e la famiglia. Sappiamo che la gente dà importanza al denaro, quindi di fatto è un aspetto particolarmente delicato. Non si sbaglia, non si dicono stupidaggini, insomma bisogna essere ferrati in materia, bisogna avere molto rispetto, volere bene al prossimo. Io ai miei clienti veramente voglio bene, cioè sono di famiglia, li conosco da anni, cioè, se non sono soddisfatti io mi sento morire, vorrei questo attaccamento al lavoro, non venire a fare il compitino. Gente che abbia voglia di generare una professione vera. Con anche la possibilità di crescere professionalmente, no? Che al di là del guadagno, anche questo io credo sia un aspetto fondamentale che interessa molto i giovani. Certo, tant'è che oggi la formazione sì, la erogo io e le piattaforme software che abbiamo, ma anche la prima linea di collaboratori che mi aiuta a formare, che è venuta con me, ha iniziato, è cresciuta, si è formata e oggi mi aiuta a formare altre persone ancora, quindi si è potenziata molto la struttura da questo punto di vista. Abbiamo la forza di inserire diverse persone. E quindi speriamo che questo appello la forza e la voglia. Ascoltato. Tornando al tema insomma, di quest'oggi, le faccio questa domanda: perché chi ha qualche risparmio da parte e lo vuole far fruttare, o chi ha una successione da intraprendere, dovrebbe affidarsi a un consulente? Qual è il vantaggio? Il primo su tutti è lasciare una situazione serena in famiglia. Primo. Secondo aspetto è non dissipare il patrimonio familiare, perché è molto difficile costruirlo e si sta un attimo a perderlo, distruggerlo, dissiparlo in molti meandri. E poi per una serenità propria, voglio dire, perché non è che se faccio testamento poi non muoio più, ma magari so che se deve succedere, e prima o poi succederà, almeno lascerò tranquilli gli eredi e dopo di me non ci saranno strascichi, liti, insomma situazioni sgradevoli e dispersioni di patrimonio. Ora, non è così difficile in alcuni casi, in altri è molto complicato, in alcuni casi, ne ho gestito una di recente, facile dal punto di vista procedurale, cioè quello che c'era da fare era facile per risolvere questa successione. Il punto è che i rapporti tra gli eredi erano particolarmente logori e questa situazione facile da gestire nella pratica è diventata difficilissima da gestire perché nessuno voleva chiudere accordi con gli altri per 1000 motivi personali pregressi. Quindi la negoziazione era particolarmente complicata non dal punto di vista tecnico ma dal punto di vista relazionale. Ecco perché in questo caso, per esempio, farsi intermediare da un professionista toglie completamente, o meglio, riduce parecchio, a volte toglie, a volte riduce, la componente relazionale umana, perché con me, faccio un esempio con me, il parente non avrà nulla da obiettare, o meglio, sicuramente molto meno, perché io sono il signor nessuno che negozia in nome e per conto di. Se anche lui avesse un professionista, probabilmente tra professionisti faremo quello che è l'accordo migliore, punto.
non abbiamo una carica relazionale, non dobbiamo litigare, se sto con un altro professionista dall'altra parte non vedo buoni motivi per litigare. A Natale quella volta la fetta di panettone non me l'ha rubata e quindi magari forse eviteremo di litigare, perché poi alla fine le famiglie esplodono su queste stupidaggini qui e tutte le famiglie hanno questo tipo di problemi, è una cosa che ho visto parecchio nel tempo. Ecco, questo è un aspetto, faccio insomma, esempi sciocchi, ma non sono così spesso, sciocchi. io immagino. Tra l'altro leggevo un articolo l'altro giorno che titolava "Successioni, le guerre tra eredi sono sempre più frequenti". Sì, quindi probabilmente è una cosa a cui noi italiani culturalmente non prestiamo molta attenzione, al fatto di pensare con cognizione di causa a quello che sarà dopo di noi. Però il tema centrale è fare in modo che le nostre volontà vengano rispettate. Ci sono più motivi per cui questo succede. Siamo poco attenti alla successione perché l'Italia è un paradiso fiscale dal punto di vista successorio. Tecnicamente è lo Stato in Europa in cui costa meno morire, nel senso che le tasse di successione in Italia sono basse rispetto a quelle europee, anche se l'Unione Europea ha già dichiarato che vuole uniformare un pochettino quello che è, tendere ad uniformare la tassazione in ambito successorio, e quindi per noi ci sarà un inasprimento notevole. La media in Europa è del 24% ad oggi. Ci sono stati dove si paga il 40, il 42, il 50% di tasse di successioni. In Italia si può avere anche lo 0, il 4, l'8%, cioè costa relativamente poco e comunque per noi è già molto, quindi questo tende a dare poca attenzione al punto. E poi c'è molta diceria, nel senso che ma i miei eredi sanno quello che voglio. Ho capito, ma nel momento in cui si viene a mancare c'è una tabella statale che va rispettata e dalla quale non si può prescindere, quindi ho capito che la persona ha delle volontà, ma non necessariamente andrà esattamente così, e questo innesca bombe atomiche in famiglie che spesso e volentieri le distrugge. E al di là dell'aspetto economico c'è proprio un aspetto relazionale umano che preferisco non vedere. Insomma, io ho un po' di umanità, penso di averla, ecco, da questo punto di vista mi dispiace sinceramente di vedere certe scene. Come viene calcolato il valore del patrimonio che passa in successione e come vengono calcolate anche le quote? Perché io credo che la preoccupazione delle persone sia anche quella di fare in modo che il patrimonio venga suddiviso in maniera anche equa, no? La ripartizione è importante, quindi la prima domanda è: che cosa va in successione? Se io dovessi venire a mancare oggi, tutto quello che è mio va in successione. Cosa significa? La gente pensa ai soldi, sì, le case, sì, poi ci sono le quote societarie, beni, gioielli, auto, tutto quello che è mio, debiti, crediti, tutto quello che è mio anche passa, gli investimenti, tutto quello che è mio va ai miei eredi. Chi sono gli eredi? Bisogna anche identificarli gli eredi, quindi mogli, figli, figli primo letto, secondo letto, l'ex moglie se si è separati è ancora erede perché tecnicamente si è ancora sposati, quindi ha diritto a una fetta del patrimonio. Gli eredi sanciti dal codice civile hanno diritto, hanno una quota che si chiama legittima, quindi quella quota lì è indeformabile, meno di quello non possono ricevere. Quindi, faccio un esempio, se io ho una moglie e 2 figli e decido di lasciare tutto al mio migliore amico, non posso farlo, o meglio, posso farlo, ma con ottima probabilità i miei eredi impugneranno il testamento perché verranno lesi nella quota di legittima, cioè hanno avuto meno di quello che gli spetta, e quindi il mio migliore amico, che avrà ricevuto il 100% della mia eredità, verrà espropriato di questi beni nella parte destinata a moglie e figli. Okay? C'è una quota disponibile che io posso utilizzare per compensare eventuali aiuti dati in vita, per esempio per premiare un figlio piuttosto che un altro, piuttosto che tutelare la moglie, per 1000 motivi, per lasciare fuori dall'ambito familiare, che ne so, un nipote, chiunque della mia famiglia o non, o il mio migliore amico, per esempio, insomma, a chiunque io voglia lasciare. Si può fare questo? Sì, entro determinati limiti, e questo limite cambia in base alla composizione dell'assetto familiare. Se siamo solo io e mia moglie senza figli, la quota disponibile e la quota di legittima sono diverse rispetto a se io avessi una moglie e 2 figli. Chiaro? Quindi questo è particolarmente importante e va valutato con attenzione, perché spesso e volentieri queste cose cambiano. C'è un altro aspetto ancora. Nel momento in cui io scrivo un testamento, magari ho determinati valori.
Magari nel tempo le cose cambiano perché a mia volta io ricevo un'eredità e quindi il mio patrimonio cresce, oppure io ho necessità di cure mediche e magari il mio patrimonio viene ridotto perché erodo patrimonio per aver speso per una struttura sanitaria, eccetera. E quindi da quel punto di vista, all'epoca in cui ho fatto il testamento era tutto giusto, oggi 10 anni dopo sono venuto a mancare e quel patrimonio non è più rispondente a quello che era scritto all'interno del testamento, e questo potrebbe essere fonte di lesione di quota di legittima, e quindi testamento impugnato e tutto quello che ne consegue. Quindi attenzione, bisogna anche fare un po' di manutenzione su questa cosa, quindi settarla con testa e farsi seguire da dei professionisti, perché non bisogna improvvisarla, altrimenti, ripeto, cercando di fare una cosa buona si rischia di fare autogol. Lo dico in parole molto semplici perché mi interessa che passi il concetto. Quando uno capisce questo aspetto qui, già il grosso dei problemi l'abbiamo risolto. Le capita spesso di vedere testamenti scritti in maniera lacunosa, imprecisi, privi di validità? Cioè, quali sono gli errori che più spesso si commettono nella stesura del testamento? Sì, quasi sempre mi capita di vederli fatti in maniera non corretta. Dimenticanza, a volte c'è gente che addirittura dimentica pezzi di patrimonio all'interno del testamento, perché nel momento in cui l'ho scritto non mi ricordavo di avere quel bene immobile. E quindi, vabbè, insomma, cose un po' particolari. Non si capisce cosa hanno scritto, la forma proprio italiana non si comprende. Ci sono delle specifiche per stendere un testamento, non è così difficile, bisogna che si capisca quello che uno vuole. Spesso e volentieri i testamenti ledono le quote di legittima, questa è la maggior parte dei testamenti, perché la gente non ha chiaro quanto può lasciare a chi e quindi fa di propria volontà, pensando che si possa fare tutto quello che si vuole. Non è proprio così, quindi ci sono determinate regole da rispettare. Le chiedo anche questo perché probabilmente è una cosa che sbaglio io, ma non lo fa cioè non è il notaio la figura professionale che si occupa principalmente di questo? Il testamento lo scrive il proprietario dei beni con l'ausilio. Si può fare tramite notaio, si può fare olografo, cioè a casa mia lo scrivo su un foglio di carta, posso essere affiancato da un professionista che mi aiuta, ma il testamento lo scrive il proprietario dei beni, punto. In tutto questo il consulente patrimoniale come si inserisce? Ma intanto capendo qual è la situazione familiare, i rapporti, chi voglio incentivare, chi voglio disincentivare, chi voglio premiare, chi no, chi voglio tutelare, chi è già autonomo, cioè questo aspetto qui, e come bilanciare i beni e farlo in maniera corretta senza andare a ledere le quote di legittima, quello è il concetto principale. Quindi aiutando le famiglie a difendersi da rischi di dispersione di patrimonio e liti, che comunque le liti poi non finiscono a cena, finiscono in tribunale, e questo ha un ulteriore costo, spesso e volentieri salato. Anche perché sono strascichi morali, mentali, economici, certo, di lungo termine, che non lasciano mai. E che si possono evitare soltanto pianificando al meglio. Eh sì, io so che sono antipatico quando lo dico, ma ricordiamoci che i vivi firmano e i morti non firmano. Questo è quanto, e bisogna saperlo. Da non confondere con la comunione ereditaria, di cui abbiamo parlato anche in passato, no? La comunione ereditaria è un problema quando un bene, faccio un esempio, un immobile, una casa, ci sono 4 fratelli, ne viene a mancare uno e quel pezzo di casa, il 25% a testa dell'immobile, quel 25% andrà ai propri figli e quindi magari a 3 figli, quindi quel 25% diventa un 8, qualcosa a testa. Ne viene a mancare un altro e quindi un'altra famiglia che magari ha 4 figli e quindi quel 25% va diviso per altre 4 volte. Alla fine tutti si trovano ad essere proprietari di un pezzettino minuscolo di una casa di cui nessuno ha veramente interesse, di cui di fronte anche a fronte di una vendita incasserebbero forse qualche migliaio di euro. È più il fastidio che il guadagno, quindi di fatto diventa ingestibile la situazione. Questo è un aspetto che comunque si può risolvere nel tempo, ci sono diverse accortezze da avere, bisogna capire qual è la situazione, c'è un po' d'attenzione da fare, insomma. Non solo il tema successorio, ormai abbiamo capito che il ruolo del consulente patrimoniale è molto ampio. Vorrei che ci aiutasse ancora un po' meglio a capire per cosa le persone la possono contattare, insomma.
Beh, per questi due temi principalmente è assolutamente quello che facciamo all'interno del mio studio, cioè aiutare le persone a decidere del proprio futuro, del proprio patrimonio, e poi l'attività costante e continuativa. Beh, io sono un consulente finanziario, quindi faccio investimenti, insomma suggerisco ai clienti come gestire le proprie finanze nel tempo, in modo corretto secondo il proprio profilo di rischio e la propria entità del patrimonio. Ogni tanto ci sono delle situazioni in cui cambia l'assetto familiare, esempio una separazione, mi metto in proprio, apro un'attività, cedo l'attività e quindi si modifica il patrimonio familiare. A fronte di questo tipo di situazioni, secondo me, fare una revisione dell'aspetto successorio è quantomeno opportuno, e qui possiamo dare la consulenza. Siamo davvero in chiusura, le faccio esprimere un ultimo concetto, anzi un suggerimento che si sente di dare alle persone che in questo momento magari si sono riconosciute negli esempi che ha fatto, o che sono scontente dei propri rendimenti, scontente anche della propria banca, scontente del proprio consulente. Che suggerimento le vuole dare? Di chiamarmi, e che senza impegno sarò felice di dare un mio parere, fare un'analisi e dare un parere su cosa possono fare. Se però avranno piacere di farlo con me o con i miei collaboratori, saranno i benvenuti, differentemente saranno liberi di prendere la propria strada. Chiarissimo come sempre. Grazie a Mauro Schileo, consulente patrimoniale, grazie di essere stato con noi. Grazie. A voi di averci seguito da casa, grazie a Francesco Cerone e Alberto Pivetta in regia. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.